È stata una brutta situazione anche perché inaspettatamente arrivare un'aggressione dentro un negozio con clienti dentro, ci sono anche persone di una certa età che sono state molto scioccate da quello che è successo. A parlare ancora sconvolto è un dipendente della farmacia L'Europa in via Piave a Mestre, all'angolo con via Cavallotti, che questa mattina poco dopo le 9 ha assistito a un episodio di violenza all'interno del negozio. Un uomo straniero, con tutta probabilità sotto l'effetto di qualche sostanza, è entrato come una furia sotto gli sguardi scioccati dei clienti presenti. Voleva portare via un farmaco per curare la scabbia senza pagarlo e al diniego è andato in escandescenze, iniziando a buttare a terra quello che gli capitava sotto mano, mettendo la farmacia a soqquadro. E siamo dovuti intervenire per fermarlo perché ha aggredito anche il titolare. Al titolare infatti è stato rotto il dito di una mano, mentre un medico che è andato subito in suo aiuto è stato morso al braccio sinistro. Le volanti della polizia sono arrivate quasi subito bloccando l'aggressore, mentre gli esercenti vicini si sono barricati nei negozi per paura. Nel frattempo il titolare della farmacia si è recato al pronto soccorso e sporgerà denuncia per l'aggressione subita. Dalle prime informazioni l'aggressore non sarebbe una persona nota nella zona.